I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Caffè Diodato, il primo caffè concerto all'aperto creato a Napoli. Cominciò a funzionare il 1 giugno del 1895 ed ebbe fine nell'estate del 1912. Fu uno dei più frequentati ritrovi estivi della sua epoca. Tanti furono i cantanti ed attori di prosa che si esibirono sul piccolo palcoscenico. Un'area di 200 metri quadrati recintata da una balaustra in legno. All'interno sedie e tavolini. Sulla consumazione gravava una piccola percentuale per lo spettacolo. Promotore di questo originale caffè concerto fu Don Gennaro Diodato, proprietario dell'omonimo caffè in Piazza Dante, già gestito dal padre dal 1862 al 1878. Il caffè fu frequentato dal fior fior degli uomini di politica e della letteratura. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o nel peggiore dei casi non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate